Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Capisci c'è Furlan, no? Dice sempre la stessa roba ogni anno. Io capisco, no? Allora, tanto che stavi sentendo di nuovo questi lettori, Giobbe lo te induzze che è perduto, ma c'è per una disposizione di Dio, questo Satana gli aveva rubato tutto, gli aveva portato via tutto. C'è che aveva tanti ricchezzi, a un certo punto anche Giobbe si mette a discutere con Dio, no? Parze così, parze colà, parze mi capitano tutti questi rovi, se la femmina diceva continua, aveva fiducia in Dio, no? E invece di cose che ti ha capitato, ma Giobbe dopo a farsi di disputare con Dio, alla fine si rinde e dice, io lo conoscevo per tutti, ma come lo conosci realmente. Io adesso anche davanti alle prove della vita, le sofferenze della vita, posso incontrare Dio. E quindi vedi questa fiducia e questa fede in Dio. Passeo dice che, passeo sai, no? Ormai dopo tanti anni us conosce, sai che sono persone che erano qua e che una alle volte non sono più. E tante volte tutti domande sulla svianza, magari no, che potevi stare qualche anno insieme a no, o che pure che potevi essere utili anche alle loro famiglie. Io mi ricordo un Parducci. No, il Pippo. Io me lo ricordo, no? Portava Paolino qua, ogni sera lo accompagnava e quando viene a mangiare si domanda, ma per sé succede questo, quando aveva bisogno, no? Paolo di Sopari, che lo accompagnasse anche portare in chance in questo luogo e poteva dare un po' di sollievo e tutto, e invece viene a mangiare. E dopo la sinta al cuba se sociali o sai se che le succedù e quando te le famiglie e sai qui che l'ha perduta la niesa, qui che l'ha perduta il figlio, qui che l'ha perduta il marito. E allora e mi commuovo io come perché insomma è una storia importante con altri. E allora se domandin perché Dio fa questo. Se non podino rispondi, l'unica risposta che podin avere è che di Giobbe, alla fine al dice, ma cosa so io per disputare contro Dio? Ed è coloro che fa memoria solo di una roba, dei suoi peccati, e domanda perdono a Dio, se l'ha mi tutti in dubbi, la sua bontà e la sua presenza dalla sua vita, e infatti riceve più di sé che l'ha perduto. Perché in fondo adesso, nel Signore le vignot, guardannos la vita, danno in pienezza e danno per l'eternità. E le chist, no? Che non vi ricevuto attraverso la Chiesa. E quindi non vi mangiare mai di fiducia. Anche se la sofferenza, senza il cur, no? Il fascolaiù, anche se il cole sangue da questa cura, vi dite, questa è fiducia di Giobbe, no? Che provare, da associare e dai suoi affies, alla fine si consegna alla volontà di Dio, da mano di Dio, e ricevuto. E quindi no, non hai desideri di poter tornare a incontrare nei Sishars per l'eternità. Ma ricordate che solo Lui può permettere questo e il nostro Signore. E infatti il Signore nos dice, non sono mica i sapiens e i sapiens, che pensano di savedù, che hanno incontrato Dio. Forse anche loro hanno sentito di Dio e lo hanno imparato sui libri, ma dalla vita si impara un altro Dio. E ovvio adesso, dalla semplicità, chi con gli altri sognano, ho imparato tanti belli robi, intanto l'amicizia che gli altri si è dato un con l'altro. E dopo tutto il lavoro che le persone si hanno fatti, no? E che voi non sono più, no? E che hanno renduto questo look bello. Magari inglesi non venivano, però comunque sapevi da fiet, e ho ricevuto tanta fiet, anche di queste persone che magari raramente le svedevi inglesi e che le saltavi magari in questa occasione o in altre occasioni, che però è andata a fiet, e non avevi bisogno di affiet
abbiamo bisogno di tante così condivisioni. E in chi stu lu, se che vi dico, all'estar realizzata per essere in persone buonis. E quindi anche se apparentemente un alveres dit che lì non croti in Dio, forse trovava più di me. Ma se la bontà regnava dal sicuro. Io un parduccio, l'ultimo, no? Renato Bellotto che chi l'ha lavorato, no? E tanti altri, no? Era una persona estremamente buona, no? E quindi questa bontà ha permesso di realizzare questo e ovvio di ogni anche i presenti insieme. E che le robe più belle vuol dire che baruffi non sono stati, si invidi non sono stati, nessuno l'ha fatto valere più di che l'altri. E se scappa condividi a giorni questo momento così bei e così importanti. Quindi vedete, no, il Signore non è perché uno sa farla bene, perché uno sa manifestarlo bene, che il crodo di cui di un altro che magari non sa di che l'Ave Maria, magari dal suo silenzio e dal suo isolamento. Per cui ecco il Signore nos dice, no? Che Lui si manifesta tanti volte là che non immagineresti e neanche penseresti che si realizzeresti e che si manifesteresti. E questo è un look ecco così bello e importante, che io mi auguri che manteniate sempre, che qualche giorno si fa di avanti, no? Per poter mantenere questa realtà che vi sempre dite, hai una piccole perle e così dalla bellezza di Caprive, non sono tanti perli, sa Caprive, e questa è una di che quindi molto tan preziosi che vanno conservati, che vanno tenuti più che si può. Quindi io ringrazio al Presidente che ne ha chiamato, a Nelo che l'ha insistito, era un po' incerta al Vigni che altri dì. E quindi io ringrazio per questo invito, per essere insomma, chi stanno con voi e che il Signore quindi così mi mette le mani sul ciaffo a me per una nuova realtà e usate sempre a voi la grazia e il don di poter stare insieme, di condividere insieme le robe sbieli della vita e questi sono una di queste. Quindi non stiamo buttando via, non si lamentino da politiche, si lamentino di cada iglesia, a destra manca, no? Ma comunque Giordini invece se che vindi biel e chi si ribadisce per l'ennesime volte le perle che va conservate, che va custodite, proprio dal pur di ogni persona che si schiffa, perché continui ad essi una presenza biele, una realtà biele, che il Signore quindi può di anche comunque essi chi insieme a voi per continuare una storia di salvezza, di amore, di condivisione e di serenità. Che Dio us benedisca. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà mi hai ricevuto questo, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Dove sentiamo che Dio
liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Alegrante il misteri de fede. Conoscimos la tua muerto, Signor, proclamino la tua resurrección, y despierte dalla dominione. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora insieme ci rivolgiamo a Dio Padre e lo preghiamo con la stessa preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato. Scambiatevi un segno di pace. Sui pesa
Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto una parola che io possa salvare. Non si sente niente, benvenuti, grazie, questa è una giornata importante per noi, sono contento di vedervi tanti. Io vorrei ringraziare subito il Sant'Ordo del Nome di Maria, perché ogni anno ci dicono presenti, sono qua che ci allietano la messa che noi facciamo. Quindi io farei un applauso a voi, sperando che i prossimi anni siate qua con noi, no? Un grandissimo ringraziamento va a Claudio, che lui è venuto qua e noi abbiamo tanto voluto la sua presenza perché ci siamo affezionati come lui si è affezionato a noi. Lo stesso pensiero che lui ha fatto prima nella sua omelia, io personalmente la condivido a pieno. Sono felice che abbiamo lo stesso pensiero. Ringrazio Don Ugo, che credo la prima volta, non so se c'è già stato qua con noi, che ha presieduto la messa, anche lui. Comunque ringrazio anche Don Qualizza che è con noi, io solo visto. Vorrei dire che sì, condivido quello che ha detto lui.
bisogna ringraziare e ricordarsi chi ha fatto tutto questo, anche senza soltanto con ringraziamento, perché economicamente parlando non hanno preso niente in tasca, quindi hanno fatto come gioia di fare qualcosa di Capriva e soprattutto come socio di questa gloriosa, secondo me, società. E noi siamo responsabili, ci sentiamo responsabili e vogliamo che continui tutto questo, ma abbiamo bisogno anche di voi e soprattutto di giocatori anche. Io ho visto nelle gare amatoriali che abbiamo fatto delle persone che secondo me potrebbero fare di più, entrare, perché di no, anche nella nostra società come giocatore proprio. Io mi auspico che nei prossimi anni possano entrare, perché voglio o no bisogna reintegrare anche altre persone. Bene, detto questo ringrazio il signor Sindaco, che ogni anno anche lui è qui con noi, e se vuole allietarci con le sue fantastiche parole. No, fantastiche, perché lo sappiamo. Un attimino ancora, prima, boh, me lo dico anche dopo. Prego, lo dico dopo. Prego. Penso che alle parole di Luciano e soprattutto alle parole di Don Claudio di prima, che abbiamo dovuto interrompere la Santa Messa con un applauso, perché credo siano state le parole più belle che noi di Capriva, caprivesi, amici di Capriva, potevamo sentirci dire. E quando diciamo che Don Claudio è veramente uno di noi, lo diciamo perché le parole che prima ci ha detto, le ha dette con il cuore, e si vedeva, no? Insomma. E quindi insomma penso che migliori parole anche per questa giornata non potevano essere dette. Don Ugo è sempre stato con noi, perché insomma anche se 37 anni Don Ugo a Sistiana, ma insomma non ha mai abbandonato il filo invisibile che lo unisce con la sua caprivesità. Non bisogna aggiungere tante parole, però solo un concetto: quanto bello è oggi essere qui. Allora, adesso lo dico insomma da sindaco, da amministratore locale, insomma, quando incontro anche colleghi, insomma, ci sono 1000 esperienze che uno porta sui tavoli, insomma, anche della politica, no? Diciamo. Quando io porto le mie esperienze di Capriva, credo che siano uniche. Cioè, non c'è comunità così ricca, così bella, così ricca di valore umano. Qui oggi c'è, come ha detto Don Claudio, una tra le tante perle, ma ce ne sono veramente tante, perché guardo il presidente dei donatori di sangue, guardo i 3 volontari della protezione civile che stamattina erano a pulire i tombini e che sono venuti qui, i Cantors. Cioè manteniamo questa comunità, perché questa comunità vuol dire vivere bene. Grazie. Io non mi sono dimenticato, logicamente, bisogna dire un grazie soprattutto a chi porta avanti questa struttura. Io non ho fatto i nomi, ma non perché mi sono dimenticato, ma perché bisogna ricordarsi che ci sono dietro le quinte persone che portano avanti anche questa giornata qua. Le persone voi le conoscete, ma è giusto ricordarle, perché è giusto ricordare che Nelio è sempre qua. No, va bene così. Vi ricordate che anche Giovanni è sempre qua. Vi ricordate che c'è anche Livea, che c'è anche tutto un infortunio e non si è veduta tanto, però lei è sempre qua con noi che ci aiuta. Bisogna ricordare anche Sandro, che Sandro lo conoscete tutti. E ringrazio Sandro è un ragazzo Alessandro Lanata. Ringrazio anche 2 persone che non fanno più parte del nostro direttivo, che è la Marina e la signora Erika. Per motivi personali non sono più potute rimanere qua con noi, però hanno fatto anche loro il loro possibile e ringrazio loro sempre. Ringrazio anche chi è dietro. Ringrazio anche chi è dietro alla griglia, che è Renzo, che Massimo e Aldo. Ecco, che loro ci fanno degustare un buonissimo piatto, come sempre, no?
Ecco, ricordo che si effettuerà il pranzo, quello è il nostro solito di società, e saremo, come ogni anno, saremo al parco di Buteo, al parco Buteo, il giorno 4 novembre, sempre mezzogiorno. Prenotatevi perché non è grandissima la sala, quindi chi arriva prima meglio alloggia, logicamente, no? Ecco. Niente, vi auguro buona giornata e vi auguro appunto un buon inverno, perché tra poco arriverà l'inverno e quindi e di rivedervi il prossimo anno. Ecco, allora adesso la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a Dio. Che